Buonasera a tutti, buonasera ai nostri ospiti a casa, buonasera anche al nostro graditissimo relatore. Buonasera e benvenuto soprattutto al sindaco di Venezia e fondatore di Umana, Luigi Brugnaro. Buonasera. Buonasera a lei, buonasera a tutti. Benissimo, Buonasera. benissimo. Allora, sindaco, so che siete super di corsa, avete tantissime cose da fare, soprattutto per il vostro partito che è in un grande slancio. Allora, partiamo subito con le domande. Noi moderati, visto che vedo che ha un fantastico roll up dietro la sua schiena, quindi ci può parlare un po' di cosa l'ha spinto a scegliere questo percorso politico e anche per capire se riusciamo a rompere questa grande soglia del 3% che poi è un break-even point per voi molto importante. Ma devo dire la verità che non è che lo stiamo facendo per fare la gara tipo dei 100 metri. Qui siamo partiti per un progetto politico ambizioso, ma anche per forza lungo. Sarà un percorso lungo, questo non è un punto d'arrivo, per noi è un punto di partenza. Io non ho mai avuto una tessera politica in tasca e ho pensato e ho visto che i sindaci civici, le esperienze degli amministratori locali, eccetera, finiscono con il loro impegno, insomma. E allora ho pensato invece di dare continuità a questa forza vitale del paese e ho trovato questo nome che mi sembra appropriato, cioè il coraggio, che è quell'elemento che supera la paura, no? C'è un partito della paura, delle angosce, del rancore, e un partito invece Sì. che supera la paura col coraggio e col sorriso. Per cui noi accetteremo il risultato e ci daranno gli italiani e lo analizzeremo evidentemente, cercheremo di capire dove dobbiamo rinforzarsi, ma dico a tutti che mi stanno ascoltando, iscrivetevi a Coraggio Italia perché noi faremo questo partito, lo vogliamo radicare nei territori, vogliamo essere in mezzo alla gente. Il risultato aspettiamo di vedere quale sarà e da quello sarà il risultato che partiamo. Io, sono sincero, sono anche un po' fiducioso, ma poi queste cose dipenderà un po' dalle varie situazioni e, insomma, poi sono ancora neofito perché non ho ancora capito molto e un po' alla volta imparo, però sono certo del perché abbiamo fatto questo partito, siamo certi degli obiettivi che abbiamo e vorrei ricordare che il risultato di avere comunque una lista che è una delle 4 forze del centrodestra mi sembra già adesso, insomma, una grande considerazione che tutti hanno di noi e adesso si tratta di meritarcela nel lavoro dei prossimi anni che dovremo fare nei territori. Fantastico, un in bocca al lupo. Fra l'altro, io credo che andrete molto avanti anche perché ho conosciuto Totti che è veramente molto preparato. So che c'è anche Francesco Peghin che sta correndo. Io vi faccio un in bocca al lupo e spero che vada al meglio e superiate abbondantemente il 3%. Benissimo. Sindaco, giovani e lavoro è una domanda che le faccio anche perché vedo che c'è una penuria di lavoro pazzesca. Vedo che molti uffici si stanno contraendo, ci sono tantissime difficoltà. Che opportunità avete in testa per le nuove generazioni e per dare uno scossone a questa economia che sta rallentando? Guardi, allora, detto che è vero che l'economia potrebbe avere insomma, degli scalini negativi, insomma, visto la roba dell'energia, Sì. ma diciamo che in questo momento il problema non è che manchi il lavoro, mancano i lavoratori in questo momento, paradossalmente, perché dicevo prima il partito del rancore, il partito del no, e che è vero, cioè il partito dell'invidia sociale. Hanno costruito la canzonetta della decrescita felice. La decrescita non sarà e non è felice e allora loro pretendono di dire ai ragazzi state a casa, vi garantiamo noi, non vi preoccupate, vi diamo noi la cittadinanza, voi non andate a lavorare, così ci date i voti e noi voi vi teniamo a casa, perché di questo si tratta, stanno impoverendo il paese, soprattutto stanno facendo un'operazione culturale che è l'opposto di quella che voglio fare io, cioè io credo invece che vada valorizzata la gente che va a lavorare, che crea il lavoro, che si mette a lavorare e allora noi pensiamo che il reddito di cittadinanza oggi vale 10 miliardi di costo dello Stato. Io non sono per abolirlo, solo per modificarlo, cioè lasciarlo però con delle cifre minori, lasciare 3 miliardi per le persone che davvero perdono il lavoro senza loro colpa o per le persone che hanno reali difficoltà. Gli altri 7 miliardi io vorrei metterli tutti sui giovani, fino ai 30 anni. Un ragazzo che fino ai 30 anni viene completamente detassato tutto quello che fa. Se decide di mettersi in proprio, di fare il professionista, l'imprenditore, aprire una piccola azienda, un commercio, verrà completamente detassato e quei soldi li andiamo a prendere, li pagherà lo Stato e li va a prendere in quei 7 miliardi. Oppure un lavoratore sempre fino a 30 anni dipendente, i contributi gli verranno pagati figurativi appunto con quei 7 miliardi e quei soldi gli vengono rimessi in busta paga per cui avrà un immediato beneficio di valore economico. Questo perché i ragazzi possono costruirsi una loro vita, una loro indipendenza e riescono a costruire quell'economia che poi sarà proprio quella foriera proprio di nuovi posti di lavoro. Insomma, un modo diverso di affrontare le cose.
Credo che sia una grande opportunità, anche perché il reddito di cittadinanza suona più come un posteggio di stazionamento, invece la sua idea e quello che proponete con Noi Moderati e Coraggio Italia è qualcosa che dà una spinta e introduce le persone nel mondo del lavoro, dandogli un sostegno reale. Sindaco, parliamo proprio di quello che ha citato poco fa, dell'energia, che per me è un grossissimo problema. Si parla di riattivazione delle centrali a carbone, mi hanno detto che essenzialmente, parlando ieri con Alessandro Cattaneo, con cui ho fatto una conferenza, che si parla di un 5% in più. Dovremmo trovare un po' di energia dal carbone, probabilmente dal gas che c'è nell'Adriatico. Che idea avete voi di Noi Moderati per riuscire a bypassare questo problema che è veramente importante e incisivo? Intanto va detto che noi siamo in Italia, siamo sempre a rincorrere le emergenze, per cui va detto Incredibile. proprio chiaramente che non è possibile che continuiamo a far così. Allora, adesso affrontiamo questa emergenza perché va risolta assolutamente nel giro di proprio di brevissimo tempo, un mese, due, perché sennò le aziende non arrivano a Natale. Non Questo è il dato di arrivano, è fatto, vero. chiuderebbero e non saremmo in grado di sostenere neanche tutti i lavoratori, perché non è che ci sono sempre i soldi per la cassa integrazione infinita. Ma è per cui questa è l'emergenza. Ma guardate che c'è un tema vero di programmazione industriale e di programmazione energetica. Noi dobbiamo arrivare alla nostra autonomia energetica. Non possiamo dipendere sempre da qualcun altro. Abbiamo l'industria manifatturiera, che è quella della trasformazione, e non abbiamo pensato di essere tranquilli sotto il profilo energetico. Perché? Perché non abbiamo fatto le scelte, perché il mondo della paura, quel popolo della paura, quel partito della paura, continua a dire dei no. Allora, se chiudiamo le centrali a carbone, benissimo, le abbiamo chiuse, ma io pensavo che al Ministero qualcuno tenesse la contabilità. Se una centrale a carbone produce 500 megawatt, nel frattempo rilasci le autorizzazioni per chi te l'ha chieste, per i parchi eolici, per i capi fotovoltaici, per andare a pulire i bacini idroelettrici in montagna che si stanno interrando tutti, per cui diventano meno efficienti. Allora, tutte queste cose adesso bisogna cominciare a farle, no? A dirle, sconfiggendo la paura, sconfiggendo il partito di no, no TAV, no Mose, no navi, no questo, no quello. E alla fine i comitati, per ogni cosa c'è un comitato che blocca. Allora dobbiamo invece essere il partito che fa le cose. Ecco, allora dopo, per dire l'emergenza, anch'io credo come Cattaneo che dovremmo agire sui fronti. Uno, intanto riaprire immediatamente le manovelle che sono state chiuse e ancora stiamo parlando, se ero io le avrei già aperte senza problemi. Non risolvono il problema, ma avrebbero dato intanto un contributo. Avrei fatto un elenco di tutte quante queste imprese che da anni hanno chiesto le autorizzazioni per installare sistemi compatibili con l'ambiente, fotovoltaici, eolici, e avrei detto: ma come mai queste autorizzazioni sono ferme da 2 o 3 anni e nessuno ha fatto niente? Perché cercherei anche i responsabili, così Sì, cominceremo a efficientare la macchina dello Stato, burocratica dello Stato, dando spazio incredibile. invece ai meritevoli e non quelli che hanno bloccato tutto. E poi evidentemente darei immediatamente tutte queste licenze, tanto per cominciare. Poi, se noi abbiamo uno Stato che costa 1.008 miliardi all'anno, 1.008 miliardi, ma secondo voi non possiamo trovare, tagliando e sistemando, efficientando la spesa, un 50 miliardi di efficientamento? Prima di fare come si dice, le variazioni di bilancio, come dicono loro, che di fatto è debito pubblico, che pagheranno i bambini, possiamo provare a tagliare qualcosa, efficientare qualcosa, non tagliare nel senso di licenziare, attenzione, tagliare vuol dire ristrutturare, mettere delle procedure che siano più semplici, fare delle norme che costino niente ma che semplificano la vita alle persone. Questo va fatto e bisogna per farlo mettere gente meritevole. Se devi mettere un ministro della salute, devi scegliere uno medico, devi scegliere uno Sì, che si intende, un professore. Se metti tecnico. un ministro dei lavori pubblici, metterai un ingegnere, un architetto, un impresario, qualcuno che conosce la materia. E invece noi mettiamo, fino adesso, negli ultimi 30 anni, gente fedele. Non importa se siano bravi, se siano fedeli, non capiscono niente, non hanno mai fatto niente in vita loro e questi hanno la penna in mano e adesso vengono fuori sempre queste tragedie. Pensate che anche durante il Covid il piano pandemico era aggiornato, non era stato aggiornato a 20 anni prima. Capite che bisogna fare delle commissioni d'inchiesta, bisogna che a un certo momento riusciamo a pulire sta roba. Dobbiamo dare spazio ai meritevoli, non è questione di parte politica, è questione di buonsenso. Giusto, giusto. Sindaco, per il superamento di questa crisi si sono sentite tantissime ipotesi. Quali aiuti concreti prevedete per famiglie e anche per le aziende e anche dove reperire questi soldi? Lo chiedo anche perché ho visto che Vito Bardi, il presidente Vito Bardi, ha aiutato i suoi cittadini attraverso dei rigassificatori, quindi nel momento in cui ci sono, in qualche modo gira parte degli introiti per alleggerire delle spese che avranno per affrontare il riscaldamento. Che idea avete?
questa è una delle proposte che ho fatto anch'io, cioè i territori che hanno delle strumentazioni, diciamo, possono avere i rigassificatori oppure possono avere i campi eolici piuttosto che le pompe che aspirano il gas, è giusto che abbiano una quota che vada a restituire questa, diciamo, in qualche modo disponibilità che quel territorio ha avuto, perché una parte deve essere scontata in bolletta, così diventano delle zone, pensate alla Basilicata, farebbe un affarone, insomma, da questo punto di vista. Io penso anche che sarebbe bene rispondere con degli esempi e non soltanto con delle promesse, perché è troppo facile. Per dire, noi l'altro giorno in comune, avendo efficientato il bilancio, abbiamo proprio stanziato 1,5 milioni per le famiglie in difficoltà per pagare le bollette. È una delle poche città, abbiamo fatto qui i soldi del comune e dice dove ha trovato le risorse? Abbiamo efficientato, abbiamo togliato costi inutili, roba che non serviva e restituiamo i soldi ai cittadini. Questa è la strada. E allora quando tu efficienti, siccome ti servono meno soldi, ti servono anche meno soldi di tasse e puoi cominciare almeno ad avere una tassazione che sia equiparata a quella degli altri paesi europei, perché diversamente noi avremo un aumento dei costi, le tasse che sono maggiori di altri posti, ergo le imprese andranno via, non attireremo nuovi capitali e faremo la deindustrializzazione, appunto la decrescita felice, il risultato di quelli che dovevano occupare il Parlamento, dovevano aprirlo come la scatola di tonno, a proposito di democrazia, Sì. questi stessi si sono messi dentro, l'hanno svuotato, si sono messi dentro loro e l'hanno richiuso e sono saldati dentro. Questa gente qua bisogna veramente non votarla più. Sono d'accordo. Senta, prima di parlare del suo libro, vorrei chiederle ancora un'ultima domanda riguardante la politica e quindi l'autonomia del Veneto. Cioè, glielo chiedo anche perché io sono veneto, sono padovano, siamo vicini, lei è a Venezia, in una città che è meravigliosa, e qua che succede di questa autonomia che è tanto rimandata? Riusciamo in qualche modo a Diciamo, parlarne, a diciamo, intavolare quantomeno il discorso? Tavolane, allora, sono quasi 5 anni che abbiamo Eh, fatto un referendum dove più del 90% dei veneti, il 90% ha votato per l'autonomia. Allora, intanto spieghiamo proprio in 2 parole cos'è l'autonomia. Non è qualcosa di ingordo, di prepotente rispetto agli altri territori, tutt'altro. È l'idea di avere la responsabilità dei processi vicino a noi stessi, in maniera tale che il cittadino sappia chi è responsabile del procedimento, chi è responsabile di un'opera non fatta. E invece in questo momento sono tanti responsabili, tanti ministeri competenti, tante istituzioni competenti, nessuno responsabile. Questo intanto è il senso dell'autonomia, perché è un efficientamento ulteriore dello Stato e un livello di democrazia ancora più partecipata dai cittadini. Questa cosa, dicevo, che è a favore dello Stato, tutte le regioni di tutti i territori, perché consente di poter appunto raccontare, testimoniare e soprattutto portare avanti rispetto ad altri territori che sono più in sofferenza, penso soprattutto alla salute, riuscendo a efficientare con le strutture in quei luoghi, per esempio le dorsali informatiche, noi poi possiamo dare quella stessa capacità che abbiamo noi di affrontare la salute anche ad altri territori attraverso la tecnologia. Pensate alla telemedicina, per esempio, in quei territori dove si potrebbero fare tante Silicon Valley, dove i bambini non devono allontanarsi da casa loro, dai loro genitori, possono vivere lì in quei territori. Allora l'autonomia intanto serve a questo. Dopodiché cosa è successo? Secondo me è successo che siamo stati traditi. Siamo stati traditi dai partiti nazionali sì. e Luca Zaia è restato da solo, è stato abbandonato. Bisogna che il voto dei veneti, in questo caso specifico di veneti, vada a noi moderati. Siamo la forza dentro la coalizione che vincerà le elezioni, ormai è quasi sicuro, direi, lo decideranno gli italiani il 25 settembre, ma i numeri sono questi, per cui rafforzarci all'interno di quella compagine vuol dire avere delle persone che credono e hanno votato e vivono l'autonomia, non gente che viene paracadutata da fuori o persone che vengono dignissime, per carità, ma che poi vivono a Roma, a Torino, da altre parti, a scapito di Venezia. Noi abbiamo messo gente che abita qua, in maniera tale che poi risponderanno alla gente di qua. E dicevo che è l'inizio di un percorso perché non molleremo su questo, perché credo che sia davvero un futuro del paese e non ci sarà nessuno che potrà dire però la condizioniamo l'autonomia al raggiungimento del presidenzialismo, perché noi abbiamo firmato e siamo d'accordo, ma il percorso del presidenzialismo è più lungo. Io lo chiamerei il sindaco d'Italia, no? È più lungo perché bisogna riformare la Costituzione, mentre invece l'autonomia non serve perché l'autonomia è già prevista Sì. dalla Costituzione, ha detto anche il Presidente della Repubblica. Niente, dobbiamo dare una mano a tutte quelle forze trasversali, non di parte, e sono locali. Noi dobbiamo trasformare il Veneto nella nostra Baviera e a quel punto là a Roma cominceremo a contare ancora. Giusto, giustissimo. Speriamo di farcela. Sindaco, un'ultima domanda. Speriamo di farcela, scusi. Non è che speriamo di farcela, se la gente vota.
adesso il tutto sta nelle Giusto. mani dei che hanno la matita, non è che sia nelle mani della volontà, dovete decidere. Se alcuni partiti poi di cui ci siamo fidati, poi alla fine a livello nazionale non hanno dato efficacia, senza cambiare schieramento, si può tranquillamente continuare ad appoggiare la maggioranza di centrodestra, come noi facciamo, però avendo un'attenzione particolare al Veneto e rafforzando, ripeto, il lavoro che Zaia ha fatto da tanti anni. Giusto, giusto. E quindi le auguro sempre di superare la soglia del 3% abbondantemente. E Sindaco Pugnano, un'ultima curiosità. In Veneto penso proprio di sì. Oh, In bene, Veneto bene. lo supereremo proprio abbondantemente. Te lo auguro. Brugnano, l'ultima curiosità. Io ho visto che lei è uno scrittore anche, quindi ha scritto un libro che si intitola Ci giudicheranno i bambini. Eccolo qui. E io vorrei una copia poi a questo punto, è autografata prima o poi, visto verrò a trovarla. Lo diciamo anche ai telespettatori, si trova in tutte le librerie, Oh, è bene. della Marsilio Specchi, devo ringraziarli anche perché insomma, e soprattutto è stato scritto assieme a Stefano Lorenzetto, che è lui di fatto è diciamo, un libro intervista in cui lui poi sbobina tutto e lo mette giù in bella copia. Stefano Lorenzetto è un giornalista specializzato poi in queste biografie, insomma, è un bel lavoro, è anche facile da Ci leggere dia perché qualche uno come me chicca, che qualche curiosità. Beh, la chicca è l'impostazione. Invece che raccontare quello che io dico agli altri, cioè invece che voler insegnare a qualcuno, fare il maestrino, io semplicemente racconto un po' quello che è successo in vita mia e soprattutto l'esperienza di un imprenditore che arriva in politica. Cosa ho trovato, come l'ho vissuta sta cosa, da dove vengo fuori. Io sono figlio di un operaio, di un insegnante elementare e ho avuto l'opportunità di potermi fare da solo, di poter costruire un'azienda. E adesso sto dicendo che secondo me queste opportunità che io ho avuto ai bambini di oggi non vengono più date, non ci sono più, allora dobbiamo lavorare tutti insieme perché si continui a mantenere questa possibilità dell'ascensore sociale, del ragazzo che entra in America, entra come fattorino in un'azienda e poi dopo qualche anno, se è bravo, può diventare addirittura l'amministratore delegato. Ecco, da noi invece bisogna che uno arrivi almeno a 60 anni per poter, Difficile. ecco, non può essere. Dobbiamo accelerare tutto questo perché gli altri paesi a noi vicini, la Francia e la Germania in primis, ma anche la Spagna e la Grecia, non ci faranno sconti. No, Dobbiamo svegliarci. Detto in Veneto, dobbiamo darsi una svegliata. la Votate scantada. bene questa cosa. Una bella descantata, bravissimo. Va bene, Sindaco Luigi Brugnaro, la ringrazio moltissimo per il contributo e spero ci saranno nuove occasioni. Grazie ancora e buonasera. Grazie a lei, grazie a te. Buona A giornata. presto, Arrivederci. saluto anche gli amici a casa.